Buon pomeriggio, edizione straordinaria, sono le 17:29, in apertura subito il consueto bollettino regionale rispetto alla giornata di ieri, quindi le persone positive sono aumentate di 192 unità, attualmente quindi nel Veneto i casi positivi sono 10.016 dall'inizio della pandemia, invece quindi dall'inizio dal 21 di febbraio sono 16.627, 4.954 le persone che sono negativizzate, mentre nella nostra regione sono 11.658 le persone che si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda invece le persone che sono state ricoverate in ospedale ma non in area critica, sono attualmente 1.273, 9 in più rispetto a ieri, mentre diminuiscono ormai quasi tutti i giorni le persone ricoverate in rianimazione. Oggi si trovano in terapia intensiva 180 persone, 4 in meno rispetto a domenica. Purtroppo però da registrare sempre un numero altissimo di decessi, 21 da ieri ad oggi, 2 a Borgo Roma, 2 a Belluno, 3 a Treviso, 1 a Oderzo, 1 a Vittorio Veneto, 2 nell'ospedale di Dolo, 5 a Schiavonia, 1 a Valdagno, 1 a Legnago e 2 a San Bonifacio, 1 a Villafranca. Il numero delle vittime dal 21 febbraio, quando quindi è esplosa questa emergenza, è di 939 persone, mentre i dimessi sempre dal 21 febbraio ad oggi sono 2117. Ed ora parliamo anche di elezioni, perché il governatore Zaia auspicava che ci potessero essere le elezioni nel mese di luglio, perché poi c'era la fase 3, quindi si parlava anche di un ritorno probabile del coronavirus, e invece la finestra elettorale per le amministrative decisa dal Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende l'ANSA da fonti di governo, andrà dalla metà del mese di settembre al mese di dicembre. Per le regioni chiamate a rinnovare le proprie giunte, i propri consigli regionali, non sarà possibile quindi andare al voto a luglio, come prevedeva una delle ipotesi in campo. Noi vorremmo sentire proprio su questo argomento il senatore Ferrazzi, che proviamo a contattare immediatamente per sentire anche che cosa ne pensa lui proprio di questa novità. Vediamo se ce l'abbiamo. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Buongiorno, intanto grazie per essere qui con noi, insomma. Non so se ha sentito fino ad ora, la finestra elettorale, si dice da settembre a dicembre. Il governatore Zaia auspicava invece fosse a luglio, più peraltro perché si parlava della fase 3, quindi un ritorno del virus, si diceva se si riblocca tutto poi anche la macchina elettorale poteva fermarsi. Che cosa ne pensa? Ma come lei sa, io da settimane sostengo il voto all'inizio dell'autunno, perché se è possibile un ritorno del virus in autunno è certo che c'è adesso. E dunque iniziare ora una campagna elettorale sarebbe del tutto impossibile. Siccome la democrazia è una cosa seria sulla quale non si può giocare, dobbiamo mettere nella condizione i nostri cittadini di conoscere gli eletti, che non sono solamente il presidente Zaia, che mi sembra piuttosto conosciuto e noto, ma sono per esempio anche il presidente candidato del centro-sinistra, piuttosto quello dei 5 Stelle, piuttosto che altri che si vorranno candidare, ma anche tutti i consiglieri regionali naturalmente, cioè le decine di consiglieri che vogliono fare giustamente una campagna elettorale. Hanno il diritto-dovere di farsi conoscere, così come i cittadini hanno il dovere-diritto di conoscerli. Una campagna elettorale tra maggio e giugno sarebbe stata semplicemente impensabile, tralasciando l'altra cosa, che una campagna elettorale per le amministrative e regionali divise, distanti, in pochi mesi sarebbe stata anche una sciagura dal punto di vista, una sciocchezza dal punto di vista economico, perché sarebbe stata una spesa in più a carico dei cittadini. Lei saprà come me che una campagna elettorale, le elezioni regionali costano circa 14, 15, 16 milioni di euro. Buttiamo via i soldi dalla finestra, soprattutto in un momento come questo? Direi proprio di no. Mi pare peraltro che la possibilità di votare da settembre-ottobre sia una cosa assolutamente fattibile, anche dal punto di vista probabilmente del ritorno del coronavirus, se mai ci dovesse essere, perché è del tutto evidente che sarà la fine dell'estate, quindi anche da questo punto di vista presumibilmente
sarebbe la data migliore. Il governatore che è stato contattato dall'ANSA dice le uniche carte finora a nostra disposizione sono le agenzie di stampa, resto quindi in attesa di valutare un provvedimento da un punto di vista giuridico, dopodiché nelle prossime ore esprimerò le mie considerazioni. Ma dal punto di vista giuridico è molto chiaro, il governo stabilisce la finestra per la data delle regionali, dopodiché l'amministrazione regionale definisce la data all'interno di questa finestra. È molto molto chiara. Ora vediamo poi come sarà la formulazione naturalmente definitiva, perché il Consiglio dei Ministri è finito da pochissimo, ho appena sentito alcuni esponenti del governo, però insomma non credo si potrà votare, anche se dal punto di vista teorico ci dovesse essere la possibilità di votare per esempio dal 9 di agosto. Immagino che una campagna elettorale, un voto in agosto sarebbe una sciocchezza totale. Mi sembra, ribadisco, assolutamente coerente con tutti i sacri principi della democrazia, delle elezioni, della salute pubblica, un voto tra settembre e ottobre. Ecco, lei diceva comunque in caso potesse esserci di nuovo il coronavirus, saremo organizzati in ogni caso per poter fare le elezioni. Se si volesse andare a votare a metà di luglio, vorrebbe dire che tu la campagna elettorale la devi indire immediatamente. No, perché è evidente, devi avere 60 giorni, 2 mesi, quindi devi farlo praticamente subito. E secondo lei siamo in grado ad oggi di fare assembramenti, di fare dibattiti pubblici, di fare convegni, strette di mano, incontri? Cioè, mi sembrerebbe una follia, no? Allora capisco che il presidente Zaia forse non ha bisogno perché ogni giorno è legittimamente in conferenza stampa costante, ma la democrazia per fortuna non è solo conferenza stampa o diretta Facebook, la democrazia è fatta di tante cose, è una cosa delicata, non bisogna vedere solo l'interesse di parte, bisogna vedere l'interesse collettivo. Dunque a settembre-ottobre, anche dal punto di vista sanitario, è la data assolutamente migliore. Senta, invece parliamo della fase 2, qualcuno dice insomma si riparte il 4 maggio, qualcuno addirittura il fine maggio, alcuni adesso fine aprile, ancora non si capisce molto che cosa accadrà, ovviamente imprenditori e commercianti spingono per la riapertura. Sì, bisogna decidere velocemente nelle prossime ore e soprattutto bisogna pianificare, non bisogna arrivare all'ultimo secondo decidendo di corsa, bisogna avere già una visione del trend, il trend a livello nazionale e anche a livello regionale della decrescita del virus c'è, è assolutamente giusto essere del tutto attenti alla salute pubblica come abbiamo fatto in tutti questi mesi, però bisogna anche pianificare l'apertura perché le persone, gli italiani hanno fatto grossi sacrifici in queste settimane, in questi mesi, anche drammatici sacrifici da ogni punto di vista. È evidente che però va fatta vedere la luce in fondo al tunnel e allora dobbiamo certo con responsabilità ma studiare un percorso di apertura progressiva e per esempio di apertura anche dei luoghi di lavoro, della produzione, naturalmente tenendo sempre la spalla polare quella della sicurezza sanitaria, quindi con tutti i provvedimenti di sicurezza, di salute, di distanziamento, e a partire dal nodo vero, complicato, che è quello del trasporto, e lì bisogna fare un'attenzione particolare, Senta, perché il trasporto pubblico. Certo. Senta, albergatori e ristoratori si dice saranno gli ultimi, però proprio in vista del turismo sono quelli che sono più penalizzati in questo momento. Guardi, io credo che il turismo debba essere assolutamente ascoltato perché è una delle grandi industrie del nostro paese, dà da lavoro a decine di migliaia, a centinaia di migliaia di persone, produce un effetto notevolissimo sul PIL, permette alle persone anche di godersi le legittime vacanze dopo mesi drammatici e di grandissima fatica. E allora dobbiamo trovare tutte le soluzioni per dare uno sbocco a questa situazione. Ora il ministro Franceschini, che è il ministro come sa anche al turismo, ha incontrato negli scorsi giorni gli assessori di tutte le regioni per una considerazione pianificata, concordata, perché è del tutto evidente che non solo perché il turismo c'è una parte di competenza dello Stato, quindi del governo e una parte delle regioni, ma perché è giusto così, perché negli elementi strategici tutti devono stare insieme a lavorare per la battaglia comune, che è quella di una apertura che sia un'apertura intelligente e responsabile. Ora, io immagino che non arriveranno centinaia di migliaia o milioni di persone dall'estero per evidenti ragioni nel nostro paese. Bisogna dunque, questo lo dico da tempo,
studiare un piano di incentivazione della domanda interna. In sicurezza si può fare e quindi io credo che nella prossima estate potremo fare delle vacanze soprattutto nel nostro paese, in sicurezza, e però anche delle vacanze come è giusto che sia. Gli albergatori infatti dicevano ci aspettiamo più un turismo italiano che un turismo ovviamente straniero per ora. Ma mi pare evidente, così come sarà complicato per gli italiani andare all'estero a passare le vacanze, sarà complicato per diciamo, persone di altri paesi di arrivare da noi, quest'anno sarà così. Parlando però di turismo italiano, il presidente della campagna diceva, insomma, il Veneto, il nord Italia è quello più colpito, per cui insomma la quarantena quando entrano. Si stanno creando anche, insomma, qualche polemica si sta creando adesso anche tra nord e sud. Ma guardi, io prima dicevo che bisogna studiare un coordinamento tra tutti gli interventi, naturalmente però bisogna evitare che ogni regione faccia da sé, perché il virus non ha un confine e quindi passa di regione in regione fregandosene, scusi il termine, di chi amministra quella regione o del colore politico. E quindi è giusto mantenere ovviamente una forte regia nazionale. Quindi invito tutti i governatori, siano De Luca, siano Zaia, ad avere una responsabilità complessiva, perché non c'è solamente il pezzo di territorio nazionale, ma c'è, regionale, ma c'è un territorio nazionale con tutte le interrelazioni. Se lei apre un'azienda, è chiaro che apre la possibilità anche del commercio, della mobilità, come è giusto che sia, almeno in tutto il territorio nazionale. Ecco dunque che ci deve essere un'attenzione da questo punto di vista. Ovviamente all'interno di questo bisogna lavorare in una logica sensata di intelligenza, credo ci siano tutti i margini per farlo. Si parla appunto del rilancio economico, il rilancio del turismo, comunque sarà abbastanza difficile, sarà dura ricominciare. Ma certamente dal punto di vista macroeconomico e microeconomico sarà dura, perché abbiamo perso punti di PIL in maniera drammatica, come mai era avvenuto dalla seconda guerra mondiale, perché il nostro paese, attraverso le operazioni, le straordinarie risorse che il governo nazionale sta mettendo in campo, giustamente, e con tutto il nostro appoggio, però sono debito pubblico, sono deficit, e quindi questo vuol dire che sta aumentando il deficit e sta diminuendo il PIL. E quindi il famoso rapporto debito, perché poi la somma di deficit fa il debito, quindi lo stock, il debito sul PIL sarà drammaticamente vicino più ai 140, quasi 150 punti percentuali. Ora, vede, questo è un dato assolutamente allarmante, perché tutti i macroeconomisti insegnano che quando il rapporto è così alto, la produzione nazionale non è più in grado nemmeno di pagare il tasso di interesse del debito e quindi un paese rischia il default. È per questo che ci può salvare solo l'Europa e una politica di coesione europea, una responsabile politica europea. In Europa abbiamo battuto i pugni, stiamo raggiungendo obiettivi importanti, abbiamo portato a casa direttamente centinaia di miliardi di euro, abbiamo portato a casa modifiche strutturali di fondi e di norme che prima c'erano, ora non ci sono più, ora dobbiamo andare verso, io sono sempre stato convinto, un fondo comune che deve essere un fondo di garanzia sovranazionale, di responsabilità sovranazionale, quindi dell'Unione Europea in quanto tale, e per alimentare questo è del tutto evidente che bisogna arrivare all'emissione di titoli sovranazionali, quindi i famosi Eurobond. A quel punto avremmo davvero messo in piedi un meccanismo economico-finanziario che non è solo di pura gestione della moneta, pur importante. Lei appunto stava dicendo stiamo battendo i pugni in Europa, insomma, perché i problemi non sono indifferenti e ci sono tuttora tantissime polemiche proprio intorno all'Europa. Ci sono tante polemiche giuste e tantissime strumentali. Strumentali sono di tutti i paesi, in particolare i sovranisti, che sono quelli peraltro che ricevono un sacco di miliardi in più, mi riferisco alla Polonia, all'Ungheria, e dopodiché sono quelli che invece quando si tratta di essere solidari anche nei confronti del nostro paese non ci pensano minimamente. Ma purtroppo abbiamo anche nel nostro paese, ci sono coloro che in maniera legittima, ma del tutto sbagliata e pericolosissima per i nostri cittadini, stanno scommettendo sul fallimento dell'Europa. Vede, il voto la scorsa settimana delle risoluzioni in Parlamento europeo, in cui la Lega vota contro
l'emissione degli Eurobond, che sono un fondo di finanziamento europeo per dare una mano fondamentalmente ai paesi più colpiti dal coronavirus come l'Italia, è una follia. Cioè, di mattina si dice su Facebook Corona Bond, finanziamenti europei, non lasciateci soli, e poi in Parlamento europeo si vota contro. Ma perché? Perché c'è chi scommette per la distruzione dell'Europa, non capendo che la destrutturazione dell'Europa metterà in ginocchio il nostro paese per 10.000 motivi evidentissimi, chiari come il sole. La ringrazio, grazie davvero, grazie per essere stato con noi. Grazie a lei. Le auguro buon pomeriggio, grazie davvero. Grazie, arrivederci. a tutti. Dunque avete sentito Andrea Ferrazzi, il senatore PD, insomma, sulla questione turismo, sulla questione Europa, quello che ci ha detto, ma anche sulla questione delle elezioni. Ora una notizia che arriva da Cortina, perché l'hotel della Posta di Cortina d'Ampezzo ha citato per danni il Ministero della Sanità della Repubblica Popolare Cinese davanti al Tribunale di Belluno per non aver tempestivamente segnalato all'OMS lo stato del diffondersi del virus e dei suoi gravi effetti letali a cavallo fra novembre e dicembre 2019 e non aver assunto i necessari provvedimenti di controllo sugli scali aeroportuali in partenza dalla Cina. Nell'atto la SRL, che gestisce l'albergo, mette sotto accusa il ritardo nella diffusione di informazioni da parte della Cina sull'epidemia per i danni al turismo della nota località sciistica veneta, dove l'albergo aveva registrato il tutto esaurito in vista anche delle finali di Coppa del Mondo di sci alpino fissate dal 18 al 22 marzo 2020, ma poi annullate nell'emergenza coronavirus. Nella citazione si legge che il 12 marzo è stata disposta la chiusura anticipata dell'hotel e di tutti i servizi connessi nel pieno della stagione sciistica invernale, con conseguenze disastrose anche per il licenziamento dell'intero personale dell'hotel e la disdetta dei contratti di fornitura, così come avvenuto per tutte le altre strutture ricettive ampezzane. Ed ora invece ci spostiamo a Bassano, perché parliamo anche delle persone che andando in giro continuano a violare le norme. I carabinieri di Bassano hanno pescato un gruppo di amici che aveva organizzato una cena a richiamare l'attenzione dei militari il rumore che proveniva dalle finestre. Sentiamo. Avevano deciso di organizzare una cena fra amici, così, in barba alle regole in vigore in questo periodo di emergenza, ma il rumore della baldoria è stato udito niente meno che dai carabinieri. I militari del radiomobile di Bassano si sono accorti della cena durante una ricognizione in centro storico, grazie al rumore di piatti e bicchieri e alla musica che usciva dalle finestre. Padrone di casa e invitati sono stati tutti identificati e sanzionati. Ed il sindaco di Vicenza, proprio sulle violazioni, il sindaco di Vicenza Francesco Rucco chiede al ministro degli interni che sia data la possibilità di arrestare chi fa resistenza infischiandosene delle norme anticontagio. Servono subito, spiega, strumenti efficaci per stoppare sbandati e spacciatori che se ne infischiano delle norme anticontagio. L'appello sarà presto formalizzato anche in un documento unitario in cui i primi cittadini dei capoluoghi del Veneto evidenzieranno al governo le problematiche delle città. Ci sono, rileva, gruppi di delinquenti che ignorano qualsiasi disposizione e addirittura reagiscono malamente contro chi li deve sanzionare. Questa situazione, dice, non è più tollerabile, come accade in altri paesi. Chi resiste ad un pubblico ufficiale deve essere arrestato. Se le carceri sono piene, conclude, va temporaneamente chiuso in altre strutture. Non può esserci disparità di trattamento per chi rispetta le regole dell'emergenza e chi no, a favore poi di questi ultimi. Questo è quanto dice Rucco, il sindaco di Vicenza. Ed ora invece ci spostiamo a Venezia, perché l'Associazione Veneziana Albergatori ha elaborato un protocollo per la sicurezza sanitaria nelle proprie strutture in vista proprio della riapertura post allarme coronavirus. Tutto è stato studiato nel dettaglio, dall'igiene nelle camere alle distanze di sicurezza in sale e colazioni. Ne abbiamo parlato anche nel corso delle altre edizioni straordinarie, alberghi e strutture ricettive che si stanno adesso attrezzando per ripartire nella sicurezza sia dei clienti ma anche dei dipendenti che poi ci lavorano. Vediamo.
Gli alberghi veneziani sono pronti a ripartire, ma nulla sarà come prima. Perciò l'Associazione Veneziana Albergatori ha pronto un protocollo di buone pratiche cui attenersi per evitare il contagio. Una serie di misure studiate nel dettaglio a beneficio sia degli ospiti che di tutto il personale. Per la metà di giugno riapriranno nella gran parte, qualcheduno forse si arrischierà anche dai fine maggio, inizio giugno. Dipenderà anche molto dall'apertura dei musei e dall'apertura dei ristoranti, insomma la città dovrà tornare ad essere vivibile prima che tornino i primi turisti. Saranno turisti italiani soprattutto e poi giungeranno turisti di prossimità, quindi svizzeri, austriaci, francesi del sud, insomma tutti coloro che possono arrivare velocemente in città. Si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Noi non trasformeremo gli alberghi in ospedali, noi non faremo sì che il turista quando viene in albergo si senta ospedalizzato, però indubbiamente creeremo delle condizioni certe di sicurezza, per cui abbiamo già stabilito un protocollo sanitario con i nostri tecnici dell'ufficio ambiente coordinati dal dottor Boemo, un'iniziativa che è stata ideata e supervisionata dalla dottoressa Lain, direttrice generale dell'Hotel Cassagredo, e che l'associazione farà propria, nel senso che verrà dato a tutti coloro che seguiranno il percorso sanitario, il protocollo sanitario fatto dall'Associazione Veneziana Albergatori, verrà dato un bollino di garanzia. Un lavoro certosino condensato in 30 pagine e coordinato da Francesco Boemo, che si addentra in qualche dettaglio. Ad esempio di nuovi modelli comportamentali. L'accesso agli spazi condivisi, quindi agli spazi comuni, dovrà essere effettuato secondo un criterio di 4 persone ogni 10 metri quadri, mentre per l'utilizzo di alcuni supporti che normalmente vengono utilizzati da più persone, quindi telecomandi, controllo remoto per l'aria condizionata, abbiamo previsto delle procedure particolari di sanificazione. E dunque tante anche le chiamate dei cittadini che chiedono quando ci potremo spostare, appunto anche poi in vista delle vacanze, quando potremo spostarci di regione in regione, da comune a comune. Adesso è arrivata la notizia che dice è ancora presto per dire quanto ci vorrà per spostarci da una regione all'altra, ci vorrà ancora del tempo. Ora posso solo dire che le attività produttive stanno riprendendo, cosa che verrà fatta nella massima sicurezza, lo ha riferito il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia. E dice per la ripartenza delle aziende, ha aggiunto, servirà adottare tutti i dispositivi per la verifica dello stato di salute delle persone, prima su tutti la misurazione della temperatura e il distanziamento. Stessa cosa nei trasporti pubblici locali, negli autobus si entrerà per pochi alla volta e nelle metropolitane non dovranno esserci assembramenti, ma anche su questo dice stiamo lavorando insieme alle regioni e ai comuni, non tralasciando, ha evidenziato la possibilità di lavorare anche il sabato e la domenica. Ovviamente questa era una delle problematiche, quella proprio dei trasporti pubblici, una delle problematiche più discusse, perché ovviamente con lo spostamento delle persone e con la riapertura soprattutto poi delle aziende, delle ditte delle aziende, ovviamente chi non ha la macchina o chi si spostava con i mezzi pubblici lo ricomincerà a fare, quindi si dovrà pensare ad un modo di trasporto diverso, insomma, come diceva appunto il Ministro, per evitare proprio gli assembramenti. Si continua a parlare della fase 2, quindi del ricominciare le attività, insomma la riapertura delle attività graduale, una riapertura graduale, e questa mattina abbiamo parlato proprio della fase 2 e della riapertura con il sottosegretario all'interno Achille Variati. Sentite che cosa ci ha detto. Ovviamente devo stare prudente perché il tavolo tecnico, scientifico e i rapporti con i governatori sono in corso. Ovviamente bisogna creare un equilibrio, no? Tra il consentire anche differenze sui territori, perché il contagio epidemico non è stato uguale in tutte le regioni, in tutti i territori. La vicina Lombardia ha dei dati confortanti, ma è in una situazione ben più grave, ad esempio, del Veneto. Però lei capisce che sul piano anche della concorrenza tra imprese bisogna stare attenti a non agevolare alcuni territori a scapito di altri. Quindi è un equilibrio difficile da trovare, ma con il buon senso, l'intelligenza, la buona volontà,
le poche polemiche, beh, tutto questo ci può portare a fare delle scelte. Guardi, sono 3 i punti su cui si sta discutendo. Uno, chi tornerà a lavorare oltre a quelli che già sono tornati a lavorare in questo tempo attorno alle filiere cosiddette essenziali per il nostro paese. Chi tornerà a lavorare, nel senso che si sta discutendo anche per le situazioni di età, si sta discutendo sulla volontarietà di alcuni esami sierologici che potrebbero essere fatti per far sì sui lavoratori, oppure alcune app volontarie per come dire, controllare i movimenti, e le persone che non hanno niente da nascondere, le persone oneste non dovrebbero avere nessun problema, no? E questo potrebbe aiutarci a far sì che i luoghi di lavoro siano luoghi di lavoro sicuri. Come si lavorerà dentro al luogo di lavoro? Chi avrà la responsabilità dentro al luogo di lavoro per stabilirne la sua salubrità? E ancora, come ci si muoverà? Io ad Antenna 3 avevo già detto da un paio di settimane a questa parte che l'aspetto del trasporto pubblico, ovviamente chi al lavoro ci va con la sua beata macchina ovviamente non corre nessun rischio, ma chi invece deve necessariamente prendere un mezzo di trasporto pubblico, anche il mezzo di trasporto pubblico deve garantire una certa salubrità. Si pensi che ad esempio sulle metropolitane ormai si stanno stabilendo delle idee per le quali non so, ognuno di noi è salito in una metropolitana e no, lì ci saranno dei cerchi che stabiliranno che se uno è in questo cerchio, l'altro deve stare nell'altro cerchio e la distanza deve essere almeno di quel famoso metro. Questo cosa comporterà? Che nelle ore di punta le metropolitane viaggeranno non meno 30%, al 30% delle possibilità. Quindi lei capisce che bisogna lavorare anche sulla differenziazione degli orari di lavoro. Non tutti ci recheremo a lavorare alle 7:30, alle 8, alle 7 e non tutti finiremo alle 17, alle 18. Bisognerà differenziare, ovviamente avendo in mente anche le necessità produttive di uno stabilimento piuttosto che di un luogo, un laboratorio, perché quindi molto complesso, ma ci stiamo avviando. Per quanto riguarda invece i controlli, che ovviamente continuano sia i controlli su strada che anche ovviamente da parte della Polizia Ferroviaria, che ha ulteriormente intensificato l'attività di monitoraggio nei principali scali ferroviari in relazione alle disposizioni governative per l'emergenza sanitaria. Nell'ultima settimana sono stati 68.699 viaggiatori controllati, di cui 34.992 in partenza e 33.707 in arrivo. Circa 962 invece quelli sorpresi in viaggio senza un giustificato motivo. Invece la notizia che arriva di un'altra vittima che colpisce le forze dell'ordine. È morto il primo luogotenente Mario Serpillo in servizio presso il 311° gruppo volo dell'Aeronautica Militare. Un triste contributo dell'Armazzura e della Difesa, tutta la lotta alla Covid-19, dice il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, esprimendo le sue condoglianze. In questi tempi difficili, spiega Guerini, che traspare inequivocabilmente il senso del dovere e la fedeltà alle istituzioni che contraddistinguono gli appartenenti alla grande famiglia della difesa, specificità uniche, preziose e indispensabili che spingono i militari anche all'estremo sacrificio. Dunque questa è la notizia che arriva da poco. Mentre per quanto riguarda Padova, vi ricordo la storia del runner che è stato picchiato, non si sa ancora da chi, però non c'è ancora nessuna denuncia ufficiale dopo questo episodio di violenza avvenuto proprio nel Padovano ed esattamente ad Albignasio, ai danni proprio di un residente che stava facendo jogging.
Non ha ancora presentato denuncia il professionista cinquantenne di Albignasego, picchiato da 2 sconosciuti mentre faceva jogging nel quartiere dove vive. L'uomo non si sarebbe ancora presentato ai carabinieri della compagnia di Abano Terme, che non hanno nemmeno il referto medico della vittima, che si era recata da sola, accompagnata dalla moglie, al pronto soccorso di Padova. Al momento non ci sarebbero testimoni e le versioni delle 2 parti sarebbero ben diverse. L'uomo ha riferito di essere stato aggredito e picchiato da 2 persone, poi identificate dai carabinieri e residenti pure ad Albignasego, che lo avrebbero insultato perché correva senza mascherina. A placare gli animi dopo la violenza erano arrivati i carabinieri, che hanno chiamato anche un'ambulanza sulla quale è salito il più giovane dei presunti aggressori, che sarebbe stato dimesso dopo poche ore. Importante sarà capire anche la prognosi assegnata al professionista, che ha affermato di aver avuto una felpa attorno al collo da usare al posto della mascherina, perché oltre un certo numero di giorni i carabinieri potrebbero procedere d'ufficio. I militari stanno comunque monitorando la situazione in attesa dei documenti. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e poi torneremo a parlare, ci collegheremo anche via Skype con l'assessore regionale alle attività produttive Roberto Marcato per parlare di questa famosa fase 2 e di capire anche che cosa accadrà da fine aprile a primi maggio e fine maggio, insomma che cosa riaprirà, come si aprirà e per capire come si evolverà la situazione. Quindi ci fermiamo, torniamo in studio fra pochi minuti. Bene, siamo tornati nuovamente in studio con questa edizione straordinaria. Vi avevo anticipato prima, ci siamo collegati in questo momento con Roberto Marcato, assessore regionale alle attività produttive. Buongiorno. Buon pomeriggio a voi. Dunque, ne abbiamo parlato, insomma, elezioni che sembra ormai sicuro, dovrebbero andare da settembre a dicembre, quindi luglio. Insomma, dal governo si dice non se ne parla. Per me è una follia, ed è una follia per 2 motivi. Il primo, perché io capisco che i consiglieri di opposizione vogliono rimanere là fino a ottobre, perché significa giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre di indennità in più. E quindi, insomma, ognuno tiene famiglia e posso capirlo, per carità. E poi c'è un altro tema, già questo basterebbe per dire no, si va al voto quanto prima. E poi c'è il tema che noi comunque scadiamo a fine maggio. Ed è del tutto evidente che soprattutto in un momento come questo tu devi avere, come dire, l'investitura del popolo per governare una situazione di crisi. Allora, come si può immaginare di governare al 100% quando in realtà tu sei scaduto? Io credo che questo qua sia profondamente irrispettoso nei confronti dei veneti e qualcuno mi deve spiegare, ma lo deve spiegare ai veneti, cioè il Partito Democratico Veneto, fatto di deputati, senatori e consiglieri regionali veneti, deve spiegare ai veneti perché gli impediscono di andare al voto a maggio, a giugno o a luglio, anziché piuttosto che si va ad ottobre. Lo devono spiegare ai veneti, non lo devono spiegare a me. Io capisco, il Partito Democratico non è abituato ad andare al voto, perché se 100 anni chi governa senza passare dalle urne, però ragazzi, la democrazia è fatta da queste cose qua, sia chiaro. Prima Andrea Ferrazzi ci diceva anche una questione di campagna elettorale, non si può organizzare tutto in poco tempo e bisogna dare la possibilità anche a chi non è in vista di potersi far conoscere. Cioè andare a luglio... Cioè, aprile, maggio, giugno, luglio non erano sufficienti per fare campagna elettorale, cioè allora evidentemente c'è proprio un problema, come dire, strutturale, non basta neanche 20 anni a questi qua per fare campagna elettorale, cioè se non ti bastano 3 mesi per farti conoscere, allora cosa ti diamo, 3 anni? E se poi a ottobre ancora i veneti non li conoscono bene, facciamo altri 6-7 mesi di campagna elettorale e poi se a febbraio non li conoscono ancora bene, facciamo altri 7-8 mesi di campagna elettorale, finché ogni veneto non saprà il nome, il cognome, il codice fiscale e quanti cucchiaini di zucchero mette nella propria tazzina di caffè il candidato del Partito Democratico. Vai, per carità, va bene, facciamo questo, nessun problema. Lo spieghino i veneti, però non a Marcato. Ecco, il problema, parlavo anche con Ferrazzi di questo, il problema è che se dovesse ritornare il virus a ottobre probabilmente ci sarà più di qualche problema poi per le elezioni, perché si dovrà trovare una soluzione per evitare gli assembramenti.
Allora, noi infatti uno dei motivi per cui avevamo chiesto, il Presidente Zaia aveva detto andiamo a ottobre, andiamo a luglio, visto che la finestra sembrava essere quella lì, andiamo a luglio, uno dei motivi su cui lui ha battuto ogni giorno era proprio questo, cioè siccome l'OMS non marcato o no, dice che a ottobre quasi sicuramente ci sarà un ritorno del virus, cioè cosa facciamo? Noi rimaniamo lì a fare gli assessori, i presidenti di regione e i consiglieri fino a quando? Perché il rischio poi è questo, che a ottobre non si possa andare al voto. Ma allora vi sembra normale che una classe dirigente non più scelta dal popolo rimanga lì per un anno? Cioè io lo trovo davvero inaccettabile una cosa del genere. Però ripeto, a ottobre spiegheranno ancora una volta i veneti per quale motivo dovremmo rinviare ulteriormente le elezioni. Assessore, la decisione comunque è stata presa o secondo lei ci potrebbe essere anche un ripensamento? Ma, insomma, il Consiglio dei Ministri c'è stato oggi e la decisione è stata presa, a meno che non ci sia un ripensamento, un ritorno che però a questo momento francamente non vedo. La decisione è quella, si va a settembre e si andrà probabilmente a fine settembre, questa è la linea. Ma io lo trovo davvero, perché invece fare campagna elettorale ad agosto invece funziona, cioè non so, andiamo dove? In spiaggia con la sabbietta, cosa facciamo? Cioè veramente ogni motivazione che hanno dato per non dare a luglio non sta in piedi, non ha un minimo di base logica, perché se il tema era quello di farsi conoscere, voi mi dovete spiegare come a luglio e agosto uno si fa conoscere, cioè dove va? Posto che la campagna elettorale comunque ai tempi del coronavirus sarà una campagna elettorale che noi non abbiamo mai visto così, cioè sarà completamente diversa. Se noi immaginiamo di fare i comizi porta a porta, gli aperitivi elettorali, la vedo dura, però insomma, ripeto, spiegheranno i veneti. Assessore, parliamo invece di questa fase 2 che sarà davvero difficile e complicata. Qualcuno dice si parte a fine aprile, si parte a maggio, fine, insomma c'è un po' di confusione ancora, chi parte, chi non parte, cosa accadrà insomma nei prossimi giorni? Allora, in realtà non si sa ancora se e quando e come partiremo, perché lo può stabilire solo un nuovo DPCM, quindi solo un nuovo provvedimento del governo può stabilire quando partire e chi può aprire rispetto a quelli che hanno già aperto ovviamente. Quindi quello è lo strumento che determina l'apertura eventuale di altre attività. Io ho incontrato le categorie economiche venerdì mattina e tutte quante, devo essere onesto, tutte quante hanno detto: caro assessore, dillo pure al governo, noi vogliamo aprire. Tutte le categorie economiche hanno tutte sostenuto che la fase dei codici Ateco sia finita, non abbia più motivo di esistere, e tutti quanti hanno anche detto, a onor del vero, che bisogna aprire in assoluta sicurezza. Io sono convinto che bisogna aprire, però appunto a due condizioni. La prima, che le aziende siano in grado di assicurare salubrità dei luoghi e la salute di chi là ci lavora. E secondo, che il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale dia il verde. Queste sono due condizioni necessarie, altrimenti potrebbe diventare davvero pericoloso. Alcuni grossi gruppi, insomma, come la De Longhi, è partito oggi, ovviamente con un personale ridottissimo, però qualcosa si sta facendo. Certo che, dicono tutti, sarà veramente difficile questa ripartenza. Sì, sarà difficile. Diciamo che una delle pochissime cose positive di questo periodo è che il contagio anche economico e finanziario non è ascrivibile solo a un territorio o a un paese, ma è di tutto il mondo. Cioè la pandemia non è solo quella sanitaria, ma è anche la pandemia economica, come è del tutto evidente. Quindi, insomma, come dire, fossimo stati da soli sarebbe stato molto più difficile. Essendo tutti contagiati economicamente e finanziariamente da questo maledetto coronavirus, bisognerà immaginare dei provvedimenti che siano di grandissimo respiro. Cioè tutto questo per dire che o l'Europa davvero prende in mano la situazione e decide di iniettare liquidità pesante
nei paesi che stanno pagando di più, e fra questi c'è inevitabilmente l'Italia, oppure rischia di perdere l'Italia, ma con la perdita dell'Italia rischia di vedere crollare il castello di carte, perché questo è l'Europa che abbiamo conosciuto fino ad oggi. Insomma. Quindi è un rischio, perché l'Europa taglierebbe come dire, le gambe della sedia su cui è seduta. Quindi io non credo che abbia molte altre soluzioni. O mette mano al portafoglio e dà una mano all'economia italiana per ripartire, oppure non riparte neanche l'Europa. Ecco, chi sta pagando maggiormente sono proprio i ristoratori, ristoranti, bar, e sono proprio l'ultima categoria che potrebbe riaprire. Quindi anche in vista poi del turismo, insomma, questo diventa un problema non indifferente. Sì, a questi ci aggiungo anche i servizi alla persona, barbieri, parrucchieri, estetiste. Questi sono attività che, se non riaprono subito, rischiano di non riaprire mai più, perché sono categorie davvero, cioè l'equilibrio economico-finanziario di queste attività è fragilissimo, per cui o queste lavorano, ma se non lavorano non possono resistere. E poi c'è tutto il mondo, per esempio, del divertimento, mondo della notte, le discoteche e tutto quello che afferisce a questo mondo, dove l'indotto è pazzesco, ci sono economie straordinarie attorno a questo mondo. E ovviamente, come diceva giustamente lei, il tema della ristorazione, dei bar, è quello che sta pagando, è fra quelli che sta pagando più di tutti, perché loro sono chiusi, hanno iniziato a pagare ancora prima della chiusura, e saranno quelli che pagheranno di più. Anche qui io, se fossi il governo, visto che risorse non ce ne sono per tutti, io farei una scala di priorità, cioè non tratterei tutti allo stesso modo. È del tutto evidente che l'apporto di aiuto che devi dare al parrucchiere o al barista o a chi organizza il concerto deve essere diverso dall'azienda magari metalmeccanica o dall'azienda che in qualche modo durante questo periodo in qualche modo ha lavorato. Perché altrimenti noi rischiamo di perdere pezzi di economia importanti che poi fanno il PIL della nostra regione, e mi permetto sommessamente di ricordare che i PIL positivi prima del coronavirus erano quelli di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, il resto erano tutti PIL negativi, e guarda caso sono le 3 regioni più colpite. Anche qua va fatta una riflessione profondissima. Ecco, gli albergatori si stanno attrezzando per cercare di ripartire nella massima sicurezza, quindi stanno cercando di trovare delle soluzioni per la sicurezza non solo degli ospiti, ma anche dei dipendenti, dei loro dipendenti, però ovviamente di date qua non se ne parla, quindi... No, assolutamente no, ma e poi anche se ci fosse una data domani mattina, il tema è che purtroppo tutto questo ambito che vive di emozioni, di emotività, di passione, di suggestioni, rischia di essere colpito ulteriormente, perché mentre, voglio dire, se devi fare una sedia la fai, punto, hai la piegatrice dei tubi, poi quello che assembla, insomma sono cose... E qui uno va al mare se è sereno, uno va al ristorante se è sereno, e l'aspetto emotivo giocherà un ruolo determinante in tutto questo comparto. Bisogna tener conto anche di questo. Io devo dire che stanno dimostrando una dignità e una capacità di resistenza che è veramente disumana. Parlo degli albergatori, dei ristoratori, dei baristi, di tutto questo comparto. Però proprio per questo bisogna dar loro una mano. Cioè, non è possibile che l'industria del turismo, che in Veneto insomma è uno degli elementi di forza della nostra economia, possa disintegrarsi. Sarebbe un suicidio per tutti. Che cosa si può fare quindi di più? Ma allora, intanto noi come Regione stiamo lavorando a dei provvedimenti che diano risposte immediate. E dopodiché serve, come dicevo prima, iniezione di liquidità, però liquidità vera, perché vede, anche qua, andare sui giornali, sui media, in televisione a dire che arriveranno 750 miliardi per le aziende, e poi in realtà ti accorgi che i miliardi destinati al governo sono 30 e sono fatti in deficit, e quei 750 miliardi sono ipotetici perché sono prestiti fatti grazie alle garanzie di quei 30 miliardi, e di quei 650 miliardi ne arriverà solo una parte, perché A, le banche faranno le loro valutazioni, non te le daranno, B,
molte aziende diranno: ma scusa, ho già i miei debiti, non riesco a indebitarmi ulteriormente. Ci saranno aziende che non riapriranno più, ci sono aziende che dicono: ma cosa devo fare? Un prestito per pagare le tasse, e piuttosto allora io non apro. Cioè, in realtà di quei 750 miliardi tanto dichiarati arriverà alla fine nella nostra economia davvero poca roba. Sento, non so se ha sentito prima, l'hotel di Cortina ha citato per danni il Ministero della Sanità della Repubblica Popolare Cinese davanti al Tribunale di Belluno per non aver tempestivamente segnalato all'OMS lo stato del diffondersi del virus. Allora, io non lo so se l'hanno fatto o non l'hanno fatto. Certo che se il governo fosse stato a conoscenza di questo rischio enorme e non l'avesse comunicato, è del tutto evidente che c'è una responsabilità oggettiva. Non voglio neanche immaginare che sia così, perché sarebbe giusto a quel punto chiedere i danni. Questo è del tutto evidente, anche perché insomma, è la terza epidemia che proviene da quelle zone e insomma, uno dovrebbe anche un po' imparare dai propri errori. Quindi se l'hanno scoperto e comunicato, bene. Se l'hanno scoperto e non l'hanno comunicato, la responsabilità è davvero grande. Una domanda ancora sulla fase 2, secondo lei una tempistica ci può essere, si può capire più o meno quando potranno ripartire o proprio siamo ancora nel buio? No, diciamo che dagli ambienti governativi trapelano notizie un po' contrastanti. Quello che si riesce a capire è che potrebbe essere addirittura che per qualche tipologia di azienda si arrivi a un'apertura prima del 4 di maggio e poi per il resto dal 4 di maggio in maniera graduale. Questo è quello che si capisce, però ripeto, essendo una competenza esclusiva dello Stato, è lo Stato che deve dirci se e come. Io spero che su questo coinvolgano le regioni perché noi abbiamo poi anche quel ruolo di aiuto per le imprese a rimettersi in regola tenendo conto degli aspetti di sicurezza di cui parlavamo prima. Quindi insomma mi auguro che ci sia da questo punto di vista un dialogo con tutte le regioni d'Italia. Un'ultima domanda, si parlava di turismo, ovviamente si parla più di turismo ovviamente italiano in questo momento perché dall'estero sarà difficile che vengano, ma sarà anche difficile che gli italiani si spostino, almeno fino a quando l'emergenza non sarà più contenuta. La domanda è la polemica che è nata con la campagna, dove insomma, il Presidente ha detto, visto che il nord Italia è quello che è più contagiato, insomma, quando arrivano quarantena. Questo insomma a livello turistico. No, io chiedo a lei e a chi ci sta ascoltando se davvero sentivamo il bisogno di questa affermazione roboante del Presidente De Luca. Allora, intanto io inviterei il Presidente a guardare dentro i propri confini, perché se nel paese di Saviano per fare il funerale del sindaco vanno in centinaia con i palloncini senza tante protezioni e senza rispettare nessuna norma, io fossi lui mi preoccuperei di ciò che accade dentro i confini campani, non quello che potrebbe accadere fuori dai confini campani. Dopodiché siamo alle solite, tutti quanti, a parte che a me sta roba qua proprio ha nauseato, tutti quanti a dire, fare le premesse quando facciamo i grandi discorsi, non bisogna fare polemiche e tutti quanti facciamo polemiche. Io sono grato al Presidente Conte che ha sdoganato finalmente la polemica. Lui venerdì scorso a Reti Unificate ha fatto un attacco politico a Salvini e alla Meloni e ha tolto la quarantena alle polemiche. Io lo ringrazio. Quindi da venerdì scorso possiamo dire tutto quello che vogliamo, ritornare alle polemiche di prima. L'ha fatto il Presidente del Consiglio, quindi a nome degli italiani, lui ha dato la stura adesso a nuove polemiche. E quindi benissimo così. Io sono un uomo di polemica, sono felicissimo. Ecco, un'ultima domanda. Fase 2 si tornerà, poi si parla di una fase 3, ci diceva anche il governatore Zaia, con un ritorno del virus che però questa volta non dovrebbe insomma prenderci di sorpresa. Allora, intanto noi dovremmo proprio a livello psicologico capire che nei prossimi mesi e chissà per quanti mesi noi dovremo convivere con il virus. Cioè la ripartenza non sarà una ripartenza ex novo a prescindere dal virus, sarà una ripartenza con il virus. In quale quantità lo vedremo,
però noi dovremo imparare a convivere con il virus, per cui abitudini che prima non c'erano dovranno esserci, atteggiamenti che prima non esistevano dovranno diventare abitudini. Questo è il tema. Allora, io mi auguro ovviamente che dovesse esserci un ritorno, nessuno lo vuole chiaramente, certo, ma dovesse esserci, insomma, fra l'esperienza che abbiamo maturato, fra le infrastrutture sociosanitarie che in questi mesi e verranno nei prossimi mesi messe in campo, e soprattutto fra l'arrivo di un vaccino e delle cure che molti istituti, insomma, penso anche al DIM di Padova, che sta facendo un lavoro straordinario su un farmaco che dovrebbe dare una risposta importante a questo punto di vista, insomma, avremo strumenti sia medici che infrastrutturali per gestire la nuova ondata. Insomma, io questo me lo auguro, altrimenti significa che non abbiamo capito, imparato nulla da questi mesi di grandissima sofferenza. E il messaggio da far circolare ai cittadini è quello di non sottovalutare la situazione, insomma, di non abbassare la guardia. Le mascherine, come diceva Luca Zaia, vanno tenute sempre. Assolutamente, le mascherine vanno tenute sempre, dobbiamo dimenticarci per un po' i grandi assembramenti, dobbiamo dimenticarci per un po' di fare le cene in 40, dobbiamo dimenticarci per un po' di avere quei contatti fisici a cui noi veneti, noi lombardi, noi italiani siamo abituati, perché noi siamo un popolo fatto così. Ecco, dovremmo essere un po' più freddi, e poi quando questo maledetto virus sarà un lontano ricordo potremo ritornare magari a quello che eravamo. Però io sono convinto che non ci sarà più il mondo che abbiamo conosciuto prima del virus. Sarà un mondo nuovo, magari migliore anche, ma sicuramente diverso. Assessore, la ringrazio davvero, grazie davvero per essere stati con noi, grazie e buon pomeriggio. Grazie. Siamo arrivati praticamente al termine di questa edizione straordinaria. Fra qualche minuto vi ricordo l'edizione veneta dei nostri telegiornali. Grazie davvero per averci seguito e buona giornata.